la soluzione che viene proposta secondo me è la meno impattante di quelle che sono state proposte anche nei decenni passati. Quindi ecco, io mi unirei a quelli che tendono, diciamo così, a mettere attorno a un tavolo tutti e cercare una soluzione senza tifare centro-sinistra e centro-destra. La questione del tagliamento continua a generare tensioni politiche, come è successo recentemente nel Consiglio Comunale di Gemona del Friuli, frizioni tra maggioranze e opposizioni che a poco servono nell'interesse generale della comunità, come ribadito dal sindaco di Tricesimo, Baiutti, che di studi di fattibilità, progetti, ne ha visti tanti finire in archivio. Ma io credo che il dibattito è cinquantennale ormai, perché se non, subito dopo la grande alluvione del 66 sostanzialmente è venuto fuori ed è emerso, insomma, è emersa la necessità di mettere in sicurezza la Tisana e alcuni altri comuni della Bassa. C'è un'ipotesi progettuale che, diciamo così, è stata presentata nei mesi scorsi da parte della Regione che riguarda il rifacimento del ponte di Dignano e quindi in creazione in corrispondenza del nuovo ponte anche di una sorta di barriera che consentirebbe, diciamo così, di contenere le piene. Io credo che da parte dei comuni della Bassa e da parte dei comuni della zona collinare, insomma da Spilimbergo Dignano in su, ci debba essere la necessità di un confronto serio che porti a un qualche risultato. Ecco, io ho passato buona parte della mia vita in regione, ricordo quando ancora la direzione delle infrastrutture e dei lavori pubblici era in via Giulia, questa stanzona con una caterva di studi di fattibilità, di progetti che sono stati, diciamo così, finanziati nei decenni passati ormai senza produrre alcun risultato, ecco, quindi senza tifare per l'uno o per l'altro. Per l'una e l'altra necessità, credo che comunque ecco, i sindaci debbano tener conto ecco, di una duplice necessità che c'è di salvaguardare, diciamo così, i comuni della Bassa da un lato e anche di tutelare l'ambiente nella sua integrità